buongiorno, ben trovati, buon sabato telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa prima edizione, tanti fatti di cronaca che ci porteranno in tutto il nord-est. Vi dico già che parleremo di un nuovo raid di furti che si è registrato a Ponzano, da Ponzano anche la storia di un farmacista che ha salvato la barista del paese con il defibrillatore, fra pochissimo il contributo della nostra Francesca Bozza. Poi nella zona del Bassanese, del Padovano, a San Martino di Lupari, per una rapina al supermercato, al Conad, dove ha fatto irruzione una banda di delinquenti armati di pistola. Parleremo di zona rossa a Padova, delle polemiche sui cori fascisti a Chioggia, a Vicenza, poi i temi del trasporto, un crollo poi che si è registrato in provincia di Udine, questo e tanto altro. Ma partiamo dalle strade del Veneto. Siamo lungo la superstrada pedemontana veneta. Erano circa le 5:50 quando la sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso è stata allertata per un grave incidente stradale avvenuto al chilometro 86. Siamo, per intenderci, tra Montebelluna e Povegliano. Per causa ancora al vaglio delle autorità, un'autovettura alimentata GPL con 5 giovani a bordo è uscita di strada prendendo immediatamente fuoco dopo l'impatto. La violenza dello schianto è stata tale da provocare il distacco del serbatoio del carburante ritrovato dai soccorritori a diversi metri di distanza dalla scocca del veicolo avvolto dalle fiamme. Insomma, vedete, le immagini parlano da sole. Dal distaccamento di Montebelluna sono giunti 5 uomini supportati da un'autobotte e altri 2 operatori partiti dalla sede centrale di Treviso. I pompieri hanno lavorato duramente per domare il rogo che minacciava di propagarsi alla vegetazione circostante e per mettere in sicurezza ovviamente il serbatoio di GPL. Quest'ultimo rappresentava infatti l'insidia maggiore. Staccatosi nell'impatto è stato isolato e monitorato. Va detto che i 5 occupanti, 5 passeggeri, tutti giovani, giovanissimi, sono usciti miracolosamente in maniera autonoma dall'abitacolo. Questo ha sorpreso anche i soccorritori. Così dunque lungo la pedemontana veneta all'alba di oggi alle 5:50. Ma rimaniamo nelle strade della Marca trevigiana. Tutt'altro esito purtroppo ha avuto l'incidente che si è registrato nel pomeriggio di ieri a San Polo di Piave. Un botto, così lo descrivono alcuni residenti di via Ormelle usciti in strada intorno alle 17 dopo lo schianto che ha visto coinvolti un camion e un'auto. Tutto succede in pochi istanti. La Fiat Panda, condotta da Regina Buora, 77 anni, di San Polo, sta percorrendo la provinciale 34 da Ormelle. All'altezza della rotatoria di via Romana, a pochi passi dal consorzio agrario, lo scontro frontale contro il mezzo pesante di una ditta di autotrasporti conto terzi di San Stino di Livenza che viaggia nella direzione opposta. Sui 2 veicoli evidenti segni del violentissimo urto. Immediato sul posto l'arrivo dei vigili del fuoco di Conegliano e Mota e dei sanitari del Somdio d'Erzo che hanno soccorso l'anziana, ma nonostante i tentativi di rianimarla, per la pensionata non c'era più nulla da fare. Illeso ma sotto shock il conducente del camion, 45 anni, di origini rumene, da 23, dipendente dell'azienda veneziana. L'uomo, che stava rientrando dopo alcune consegne, ha raccontato che era praticamente fermo quando ha visto l'appunto venire contro il suo mezzo. I rilievi affidati ai carabinieri di San Polo spetterà loro ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Tra le ipotesi quella che la vittima possa essere stata accolta da malore, perdendo così il controllo dell'utilitaria. Dalle prime ricostruzioni appunto sembra che si tratti appunto di una non di una distrazione o altro, ma di una situazione fortuita che ha purtroppo causato poi questo incidente. Vedova da alcuni anni, Regina Buora era molto conosciuta e apprezzata a San Polo per il suo impegno nel mondo del volontariato e delle Pro Loco di cui faceva parte. Era una signora che era molto attiva anche con la Pro Loco del paese, collaborava anche in cucina direttamente, quindi si è sempre dato da fare per la comunità. In via Ormelle è arrivata anche la figlia di Regina Buora insieme ad alcuni familiari stravolti dalla tragedia. Va a loro il pensiero del sindaco. A nome mio e di tutta l'amministrazione
porgo il più profondo cordoglio per la scomparsa appunto della signora, a tutta la famiglia. In regia Renato Capoia e Marco Gagliazzo che saluto. Andiamo per un attimo a Trieste, non possiamo fare altrimenti perché è venuto a mancare, è morto Claudio Sterpino, lo conoscete tutti, l'uomo che per primo si è allarmato il giorno della scomparsa di Liliana Resinovic. Abbiamo dato la notizia questa mattina nel corso dei nostri telegiornali, nel corso di Sveglia Trieste, la trasmissione di Tele 4. Vi proponiamo il servizio appena realizzato dal nostro collega Marco Stabile. E lo ripeto oggi, un'associazione a delinquere ha ammazzato Liliana. Le modalità devono essere scoperte dalla procura. Claudio Sterpino è morto nella notte di San Valentino. Ci piace pensare che non sia un caso ma che l'86enne si sia ricongiunto con l'amata Liliana Resinovic proprio nella giornata dedicata agli innamorati. La donna, conosciuta in gioventù, a cui ha dedicato l'ultima parte della sua vita, lottando strenuamente a tutti i livelli per ottenere verità e giustizia sulla sua morte. Tornando più volte con la nostra troupe sul luogo del ritrovamento del cadavere della 63enne nel boschetto di San Giovanni, dove anno dopo anno continuava a portare un fiore. Era stato lui l'ultimo a sentirla il 14 dicembre del 2021, pochi minuti prima che sparisse per sempre. Se torchiando Sebastiano, lui sa tutto quello che è successo a Liliana. È una mia impressione, ma sono convintissimo di avere ragione. Ma io punto sul fatto che la verità non è stata neanche sfiorata. Claudio, vedovo da tempo che lascia 2 figlie, si è spento all'ospedale di Cattinara dopo una lunga malattia. L'86enne però era molto di più rispetto al personaggio che abbiamo visto negli ultimi anni al centro di dibattiti e talk show. Conducente degli autobus di Trieste Trasporti per professione, bersagliere che non mancava mai alle cerimonie in piazza con la sua divisa, è stato uno sportivo di primissimo piano nel mondo della marcia, della maratona e pioniere delle gare di ultramaratona. Storico presidente per 35 anni del Marathon Trieste, società poi diventata l'odierna Trieste Atletica, ha conseguito record ad ogni livello percorrendo 200.000 chilometri nella sua carriera da podista. E tra le sue gare simbolo la tremenda Parigi-Colmar di 520 chilometri, marciata per ben 10 volte tra il 1980 e il 90, portata a termine in 3 occasioni, fu il primo italiano a chiudere quella massacrante competizione. Niente, era quasi un debito che io sentivo di avere nei miei confronti, siccome mi ero messo in testa di farla, e diciamo che l'ho assolto, ecco. E adesso sono in tanti, tra l'altro, a chiedersi che cosa può accadere alle indagini. Vi propongo questo titolo del giornale. Di fatto gli inquirenti avevano già cristallizzato la testimonianza di Sterpina, che per l'appunto era stato il primo che si era allarmato il giorno della scomparsa di Liliana Resinovic. Parliamo di uno dei gialli che più hanno interrogato e continuano a interrogare l'opinione pubblica a livello nazionale. Chiaramente su questa morte torneremo anche nel corso dei nostri telegiornali serali. Ora la vedo collegata la nostra Vanessa Banzato con Andrea Benetti da San Martino di Lupari, se non sbaglio, per una rapina che si è registrata ieri sera. Siamo al Conad dei banditi che sono entrati armati, hanno fatto irruzione nel supermercato, ma chiaramente ci spiega tutto Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te e tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Io mi trovo assieme al sindaco di San Martino di Lupari, Nivo Fiore. Ci troviamo proprio davanti al supermercato Conad, che è stato colpito ieri sera attorno alle 7:15 da un gruppo di malviventi. In 2, con il volto completamente travisato, sono entrati armati di pistola nel negozio, si sono rivolti a 2 cassiere puntando contro loro l'arma e le hanno costrette
andate appunto a consegnare tutto il denaro contenuto nelle 2 casse. Così come sono entrati, i malviventi sono usciti, sono saliti a bordo di una macchina risultata poi essere un'utilitaria di colore scuro dove li attendeva un terzo complice e sono scappati. Adesso è caccia ai malviventi, con me appunto dicevo il sindaco Fior, perché c'è tanta preoccupazione, cresce la preoccupazione anche nel suo comune dopo un episodio del genere. Tra l'altro anche nel mese di dicembre scorso sono stati almeno 4 i supermercati colpiti un po' nella stessa maniera, quindi c'è davvero tanta preoccupazione, sindaco. Beh, innanzitutto esprimo la mia solidarietà personale dell'amministrazione e di tutta la comunità di San Martino di Lupari nei confronti dell'esercizio commerciale, in particolare ai dipendenti che hanno ovviamente vissuto dei momenti credo drammatici, che poi sono quegli episodi, quegli eventi che poi restano dentro alle persone, quindi veramente grande solidarietà da parte nostra per questo episodio. È un episodio grave, un episodio purtroppo che non è l'unico nell'Alta Padovana, ne abbiamo assistito ad altri, insomma, ma massima fiducia alle forze dell'ordine, dobbiamo sempre dare grande solidarietà anche alle forze dell'ordine, dare il nostro supporto perché questi episodi che ci sono sempre stati purtroppo ci saranno, ma insomma siano limitati proprio per questi interventi delle forze di polizia per questo controllo del territorio. Tra l'altro all'esterno del supermercato ci sono 2 telecamere, in tutto il territorio comunale ce ne sono altre che serviranno senz'altro alle forze dell'ordine per risalire appunto ai malviventi. Sindaco, diventano davvero fondamentali le telecamere all'interno di un territorio comunale, sparse proprio all'interno del territorio comunale. Assolutamente sì, da subito questa amministrazione comunale ha puntato su 2 cose, sul continuo dialogo con le forze di polizia, le forze dell'ordine, e vorrei dire anche un grande ringraziamento al comandante di compagnia Alberto Cavenaghi, maggiore di Cittadella, e al nostro comandante di stazione John Vento per il presidio continuo del territorio, perché bisogna ricordarlo che le pattuglie dei carabinieri sono sempre presenti sul nostro territorio. D'altronde naturalmente adesso con la tecnologia è molto importante avere le telecamere. Da sempre abbiamo puntato fin da subito ad implementare il sistema di videosorveglianza e credo insomma che questo sarà un grande supporto per le forze dell'ordine, per i carabinieri che hanno lavorato assiduamente ieri sera su questo intervento, per far sì che possano essere individuati e messi in carcere le persone responsabili di questa rapina. Potrebbe essere davvero un tempo ristretto, nel senso che potrebbero essere già sulle tracce dei malviventi appunto le forze dell'ordine che stanno eseguendo le indagini, ovvero i carabinieri della compagnia di Cittadella e la polizia locale di San Martino di Lupari. Per il momento da San Martino di Lupari è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzato con Andrea Benetti da San Martino di Lupari. Vi dico già che fra qualche istante saremo in grado di collegarci con Francesca Bozza che si trova a Ponzano per l'ennesimo raid di furti, ma appunto è un raid particolarmente inquietante. È stata utilizzata anche una mazza da parte dei ladri, è stata sradicata una cassaforte fra pochissimo, quindi ci collegheremo con Francesca Bozza che si trova a Ponzano con Tommaso Migot. Torniamo sui fatti che si sono registrati ieri a Motta di Livenza. C'è stato un gravissimo incidente sul lavoro, un uomo di 61 anni, un operaio di un'azienda agricola che ha perso la mano destra. Alzano la guardia i sindacati e indagano ovviamente gli operatori dello Spisal. I tecnici dello Spisal sono rimasti all'interno di questa azienda per quasi tutto il giorno con l'obiettivo di ricostruire l'esatta dinamica del grave incidente che per poco non è costato la vita a un operaio 61enne di origini indiane ma residente da tempo in zona che stava lavorando su un macchinario agricolo usato per l'imballaggio, una pressa. Sono le 10:13 del mattino quando i colleghi dell'uomo lanciano l'allarme. Siamo in via Redigole Vecchia alla Mushroom, ditta specializzata nella coltivazione di funghi a Motta di Livenza. Sembra da una prima ricostruzione che il 61enne stesse tentando di risolvere in maniera autonoma l'inceppamento del macchinario quando qualcosa non è andato per il verso giusto, con la mano destra dell'uomo che è stata letteralmente tranciata all'altezza del polso. Sul posto arrivano i sanitari del SUEM 118 che portano l'uomo in elicottero al Cafoncello. La situazione è grave, la menomazione forse irreparabile, ma è fuori pericolo di vita. A supportare i paramedici nelle operazioni di soccorso, i vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, i carabinieri della stazione locale e chiaramente
componenti tecnici del nucleo Spisal dell'ULSS 2 alzano la guardia ai sindacati. La CGIL in particolare ricorda come l'anno sia già partito nel peggiore dei modi, sia sul fronte dei morti che degli infortuni. Bisogna anche capire che quando succedono questi infortuni di una certa gravità ci possono essere delle menomazioni che portano le persone ad avere dei disagi sociali e dei disagi civili, e spesso devono anche cambiare le loro abitudini quotidiane e le loro abitudini familiari. Da qui l'importanza di promuovere la cultura della prevenzione, concetto ribadito anche dalla CISL con il segretario di Treviso Belluno Francesco Ru. Intanto a Motta di Livenza le indagini proseguono per chiarire responsabilità e rispetto delle procedure. Allora, fra pochissimo a Ponzano con Francesca Bozza e Tommaso Migot per questa nuova ondata di furti che si è registrata nel pomeriggio di ieri, quindi fra pochissimo davvero a Ponzano. Prima la vicenda di una famiglia di Susegana con i ladri che sono entrati nell'abitazione quando erano presenti in casa i bimbi dei proprietari, un bimbo di 9 anni e la sorella di 14. La sorella di 14 che ha avuto il coraggio di guardare in faccia i ladri che poi si sono dati alla fuga. Questa la testimonianza per certi versi drammatica della mamma di questi due ragazzini, Lorenza. Impauriti, non si muovono più in autonomia da una stanza all'altra, di casa loro. La notte diventa complicata addormentarsi. Il piccolo ha gli incubi, stanotte durante la nottata l'ho sentito urlare andate via, quindi vuol dire che lui ci pensa e ripensa. Racconta lo stato d'animo dei figli Lorenza Putrino, mamma della ragazza di 14 anni e del bimbo di 9 che nel primo pomeriggio di mercoledì si sono trovati faccia a faccia con i ladri dentro casa. Non sono nemmeno le 15 in via Zanchetta, Susegana, quando almeno 2 soggetti entrano nella proprietà, prima scavalcando il cancelletto principale, poi forzando la porta sul retro. Da qui l'irruzione in cucina. Fratello e sorella sono sempre al piano terra, si trovano a pochi metri in soggiorno. Con loro c'è il cagnolino Oliver. Una volta entrati dentro il cane ha iniziato ad abbaiare e i ragazzi si sono avvicinati e la grande, la maggiore di 14 anni ha avuto la prontezza e la freddezza di guardarlo dritto negli occhi e in questo modo sono scappati. Ora esattamente cosa sia passata nella testa di sti delinquenti non lo so, però sono scappati per fortuna, e poi ha allertato immediatamente il 112. I delinquenti se ne vanno in macchina, forse un'auto bianca di grossa cilindrata, non si sa se ad attenderli ci sia un terzo soggetto. La cosa brutta è che alle 2:30 del pomeriggio questi sono entrati col passamontagno vestite di nero, senza problemi, senza farsi pudori di nessun tipo, e quindi sì, insomma è stato una brutta mezz'ora. Forse la famiglia veniva spiata da tempo e i delinquenti pensavano di non trovare nessuno in casa. La stessa Lorenza, farmacista susegana, era uscita da poco per recarsi a un funerale nella zona di Breda. È qui che la raggiunge la telefonata della figlia. Mi è crollato il mondo e sono ovviamente tornata subito a casa. Mi è sembrato il viaggio più lungo che avessi mai fatto nella mia vita. Sa cosa che mi fa arrabbiare tanto? Che non si può fare nulla. Anche venissero presi, catturati, anche i carabinieri hanno le mani legate, e questo fa rabbia perché gli dà l'autorità di pensare che possono fare quel che vogliono, perché tanto sono liberi. Amarezza, delusione ma anche gratitudine, con Lorenza che ringrazia sia i carabinieri intervenuti immediatamente che i vicini di casa, anche loro allertati dalla donna nel viaggio di rientro. È stata un'esperienza veramente dura per i miei ragazzi, ma sono stati bravissimi. Hanno avuto coraggio. Moltissimo, sono molto fiera di loro. Ora a Ponzano siamo in grado di collegarci con la nostra Francesca Bozza, che si trova con Tommaso Migot per la parte tecnica. Parliamo di un nuovo raid di furti particolarmente violento. Francesca, buongiorno, raccontaci tutto.
Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Come detto siamo a Ponzano, via Morganella Est, questa la via presa di mira ieri sera intorno alle 19:30. I ladri sono entrati in azione in questa abitazione e hanno preso dal garage una scala che si utilizza per i lavori, e sono saliti al primo piano, chiaramente concentrandosi come spesso accade nella zona notte. Qui hanno messo il copione di sempre, tutto a soqquadro, aprendo cassetti ed armadi, trovando gioielli e bigiotteria. Hanno portato via tutto. Non contenti, sono scesi qui al primo piano e sono andati in questo stanzino che adesso Tommaso Migot vi mostrerà, nel quale c'era la cassaforte, e qui l'hanno letteralmente sradicata. Con noi il proprietario di casa, ancora naturalmente sotto shock, non se la sente di mostrarsi, ma è stato gentile, ci ha dato disponibilità a raccontarci quello che è accaduto. A terra poi tra l'altro ci sono gli attrezzi che sono stati utilizzati per appunto sradicare, letteralmente possiamo dire così, signore? Sì, si può dire così. Usate mazze da cantiere edile e alcuni arnesi fatti a mano, si vede. C'è anche un cacciavite, quello del cacciavite è suo invece. Il cacciavite è mio, che era di mio papà, perché sono entrati anche nel garage, hanno guardato dei cacciaviti, poi flessibile, perché penso che volevano servire per tagliare la cassaforte, ma dopo l'hanno demolita. E all'interno c'era un po' tutti i ricordi della vita sua e di sua moglie, regali anche dal profondo valore. Sì, purtroppo dal 94, dal primo anello fino ai 50 anni dell'anello più grosso, tutti i ricordi della nostra gioventù andati in fumo. Fa male. Fa male a me, ma soprattutto a mia moglie. Appunto il marito e moglie erano fuori, una telefonata arrivata al signore da un vicino che ha detto: sto sentendo dei rumori da casa tua, siete in casa? E lui ha risposto no, erano semplicemente i ladri che stavano appunto demolendo la cassaforte. Probabilmente i vicini di casa, che sono usciti per capire cosa stava accadendo, hanno messo in fuga i ladri, che non sono riusciti a portare a termine il loro piano, e alcuni residenti poi li hanno visti scappare attraverso i campi, allontanarsi. Si parla di 3 uomini vestiti di nero, incappucciati, che hanno fatto perdere le loro tracce. L'episodio è stato denunciato chiaramente ai carabinieri. Quello che resta è la rabbia, il dolore, ma anche la consapevolezza che se voi foste stati in casa non si sa cosa poteva succedere, visto anche proprio gli attrezzi usati. Oddio, se ero in casa non mi trovavano impreparato sicuramente. Logicamente se loro erano in 3 io ero da solo, non so come avrei reagito, ma sicuramente avrei reagito conoscendo il mio carattere, che quando mi scatta io scatto e poi non so cosa succedeva, sono sincero. Siete riusciti a dormire stanotte? No, purtroppo no. Il pensiero è che dobbiamo adeguarci a fare altro, salvaguardarci internamente casa, esternamente casa. Faremo alcuni lavori perché adesso ci hanno segnato e speriamo che non accada più, però il pensiero c'è sempre.
Insomma, lo stato d'animo è quello delle vittime dei furti, questo senso di insicurezza anche all'interno della propria abitazione che fa fatica ad andarsene, semmai se riesce appunto ad andarsene, resta la preoccupazione, resta la paura, resta la rabbia. Con Tommaso Migotto io ringrazio davvero tantissimo il proprietario di questa abitazione che ha dato disponibilità a raccontarci questo incubo vissuto, l'ennesimo incubo vissuto nella Marca. Con Tommaso Migotto da Ponzano è tutto, la linea può tornare a te, Cristian. Grazie Francesca, grazie Tommaso, grazie soprattutto al tuo ospite. Ora subito a Padova, dove si continua a parlare di zona rossa. Sapete, è un provvedimento straordinario che si sta adottando in diverse città, a Padova in particolare, dove questo strumento si sta esaurendo. Come sapete è una misura straordinaria, limitata nel tempo, però chiaramente il dibattito in città è forte. Ci aggiorna la nostra Chiara Gaiani con Francesco Ratai. Buongiorno Chiara. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sì, lo dicevi, il dibattito resta molto alto in città. 19 febbraio, giovedì prossimo, la scadenza del provvedimento, il prefetto deciderà se continuare o meno. Ricordiamo tra l'altro che Padova è stata la prima città del Veneto ad adottare una zona rossa, lo ha fatto esattamente un anno fa, a febbraio 2025. Una città che su questo provvedimento è sempre stata divisa, con l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco Sergio Giordani, che l'hanno sempre bollato come un provvedimento inutile. Bastano i controlli, non serve la zona rossa. Questa è la posizione dell'amministrazione comunale. Di contro invece una parte dei residenti, con Francesco Ratai ci troviamo in questa zona sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia, siamo proprio a ridosso della stazione ferroviaria, perché tra i problemi che sono emersi c'è anche quello degli sbandati che cercano rifugio negli anfratti in queste opere di nuova realizzazione, di recente realizzazione per la città di Padova, ma anche nelle case abbandonate. In una zona, in particolar modo per chi conosce Padova, quella dell'Ansa del Cavalcavia Borgomagno, dove resiste anche una comunità di persone che ci vivono, ci sono dei condomini, ci sono delle abitazioni, quindi la città resta divisa a metà. La settimana prossima ci saranno anche degli appuntamenti di segno opposto, l'amministrazione che sarà qui per affermare la pace, per affermare la convivenza che esiste in questa zona della città, e quindi l'inutilità del provvedimento. I centri sociali che mercoledì, proprio a ridosso della scadenza del provvedimento, saranno in presidio davanti alla prefettura. Noi abbiamo sentito una residente, una persona che vive proprio qui nell'Ansa del Cavalcavia Borgomagno, che preferisce restare anonima. Vi proponiamo la sua intervista e perché è favorevole al prosieguo della zona rossa. Ringrazio Francesco Ratai per la collaborazione tecnica, poi la linea può tornare allo studio. È un provvedimento che secondo noi funziona perché permette una perlustrazione. Anche ieri c'erano carabinieri qui in zona che sono andate a perlustrare la zona sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia, dove chiaramente c'è modo di poter, ne parlano anche i vari interventi che hanno fatto le forze dell'ordine, la gente trova ricovero, e che si era già detto anche in fase solo di progettazione del cavalcavia che si tenesse presente la criticità della zona, evitando un discorso di poter bivaccare sotto, mettendo magari, che so, rete elettrosaldata, mettendo delle barriere o cosa. Si doveva già capire che è un ricettacolo di persone senza tetto. La prima cosa è poter andare a dormire sotto il cavalcavia. Poi anche qui in zona Borgomagno ci sono situazioni di case disabitate dove vediamo il cancello sforzato, la rete scavalcata, eccetera, per cui c'è giro di chi spaccia, di chi dorme, di persone chiaramente anche fragili, indubbiamente. C'è gente anche per la passata, e la polizia ferroviaria lo sa, che cammina lungo i binari, per cui poi all'esterno qui di quello che può essere l'Ansa Borgomagno ci sono dei campi, per cui è facile anche che la gente, soprattutto nella bella stagione, possa trovare rifugio. Noi vediamo una maggiore attenzione, forse hanno più tempo da
da poter dedicare dei controlli più approfonditi, anche le persone non hanno più quella percezione di abbandono. Il dibattito quindi a Padova è aperto sul prosieguo di questa zona rossa, un'altra città dove ci sono forti polemiche, c'è un dibattito accesissimo in corso, è sicuramente Chioggia. Il fronte, lo conoscete ormai, è quello dei cori fascisti, neofascisti intonati durante la giornata del ricordo a Sottomarina dagli studenti, da alcuni studenti di scuola media. La polemica si è innescata e ovviamente non si placa. A Chioggia c'è Filippo Fois con Sandro Ponchio. Buongiorno Filippo. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3 e buongiorno a Jonathan Montanariello, che è consigliere comunale a Chioggia e consigliere regionale a Venezia, il quale ha presentato un'interrogazione all'assessore regionale all'istruzione Valeria Mantovan proprio su questa vicenda. C'è da dire che su questa vicenda, che è diventata oramai di carattere nazionale, si è mosso anche il Ministero dell'Istruzione. Noi stamattina abbiamo ascoltato telefonicamente, abbiamo contattato il direttore del centro scolastico regionale, il quale ci ha confermato questo fatto, non rilascia dichiarazioni perché in attesa proprio di capire come si muoverà il Ministero. Devo anche specificare, Cristian, che si tratta, quella che è stata eseguita da questi bambini delle scuole medie, se non erro l'istituto si chiama Pascoli Galilei, è una canzone che si intitola Di là dall'acqua, che originariamente è un pezzo del repertorio di un gruppo folk rock che si chiama La Compagnia dell'Anello, dichiaratamente neofascista, fondato a Padova a metà degli anni 70. Montanariello, partiamo sulle foibe. Lei ci teneva a specificare qual è la posizione sua e del suo partito su questa questione e a sgombrare il campo da qualsiasi equivoco. La nostra posizione, visto che si tenta di strumentalizzare, è che noi siamo contro ogni forma di violenza che sia stata perpetrata nella storia, che sia stata fatta da destra a sinistra o altro. La violenza va sempre condannata. Tra l'altro noi, quando c'è stato da decidere all'interno del Consiglio regionale, non siamo mai stati contro azioni legislative per ricordare la tragedia delle foibe, tant'è che a tutte le giornate della memoria noi siamo sempre tutti presenti. Quindi la nostra è una posizione di condanna tanto delle foibe quanto con tutte le altre forme di violenza perpetrate. Siccome si tenta di strumentalizzare, attaccano l'evento storico, no, la violenza la condanniamo sempre, attaccano i bambini, cosa che non è mai successa, tant'è che mi sono preso l'onere di denunciare il prossimo che dirà che attacchiamo i bambini, perché noi li ringraziamo per la loro partecipazione alla vita pubblica. Qua il problema è di chi gli ha fatto cantare quella canzone è in primis dell'amministrazione, che per ovvi motivi ha due pesi e due misure. Le faccio due cose. Noi abbiamo ascoltato anche, e lo sentirete nel telegiornale di questa sera, il preside di questo istituto comprensivo, il quale ha detto, insomma, noi l'abbiamo cantata anche l'anno scorso, però non c'era stata tutta questa confusione. Vabbè, ci sono due motivi. Intanto l'anno scorso, appena finita di cantare, non è stata divulgata come un trofeo da esponenti di destra, molto a destra, sul web. Due, vorremmo ricordare che come sempre l'incapacità di questa amministrazione di gestire gli eventi pubblici ha portato che un paio di anni fa, durante il 25 aprile se non ricordo male, fatemi grazia, la banda comunale suonò Bella Ciao e in cambio l'anno dopo non è stata invitata. Coincidenza, fatalità, c'è grande risentimento nella banda perché non è stata invitata. Allora abbiamo spiegato che Bella Ciao è un canto partigiano, che i partigiani erano monarchi, repubblicani, democristiani, di destra, che avevano subito violenze per ovvi motivi. E però dice no, siccome è una valenza politica, tra le retrovie ci hanno spiegato che non si guarda l'aspetto culturale. Allora adesso, se su questo canto tu vuoi vedere l'aspetto culturale, dovevi vedere l'aspetto culturale anche dell'altro. Non puoi su questo guardare la valenza politica e sull'altro invece guardare la valenza culturale. O si decide che tanti brani che possano nascere spontaneamente o da gruppi dichiaratamente di una fazione politica hanno un valore culturale nei loro testi e allora se non offendono nessuno vale cantarli tutti,
ma non puoi su uno che è stato adottato da una parte politica che non ti comoda dire che con quel brano si fa politica e un'altra iniziativa pure, perché ricordiamoci che le istituzioni sono di tutti, di chi vota, di chi non vota, di destra, di sinistra, e questa azione noi la facciamo anche nell'interesse di quelli di destra, perché fra un anno che vinceremo le elezioni e andremo a governare, cosa facciamo? Ci comportiamo come loro? No, noi siamo per regole uguali e per la democrazia, riconosciamo la tragedia delle foibe alla quale siamo vicini e continuiamo a dire che è stato un capitolo buio, tra l'altro a Chioggia ci sono tanti esuli che sono venuti a stare qua, quindi è inutile dire, qua c'è un problema, è stato un problema di doppio pesismo su questa Strabella Ciao e l'altra canzone che tra l'altro è un po' meno conosciuta. Doppio pesismo, e vorremmo ricordare, intanto non so neanche dove hanno trovato questi dischi che non credo siano neanche in giro facilmente, quindi vuol dire che non è un disco che tu trovi su YouTube, su Spotify facilmente, è un disco ricercato, lo possiamo dire? Il mercato ci fa vedere sui social che è un disco ricercato, non facilmente reperibile. Secondo elemento, il tema è molto semplice, che se è finito di fare questo canto qualche esponente di destra ha subito rimbalzato sui social come se fosse un trofeo aver portato l'iniziativa pubblica. Allora voglio dire, quelli di destra strumentalizzano, fanno due pesi due misure, si attaccano le medagliette su un'iniziativa istituzionale e pubblica, cosa pretendono? Che stiamo zitti? Noi non attacchiamo i bambini, li ringraziamo, riconosciamo la tragedia, ma le istituzioni devono essere apolitiche. Sono rappresentate da politici, ma nella loro emanazione di pubblica iniziativa devono rappresentare tutta la città, anche chi non vota. È stato chiarissimo. Volevo specificare una cosa, perché adesso Montanari lo ha detto, l'anno prossimo abbiamo le elezioni, naturalmente si riferisce alle elezioni comunali di Chioggia, giustamente vista dalla parte vostra. È impossibile perdere dopo i malanni che ha fatto. Ecco, va bene, su questo ci fermiamo, noi aspetteremo poi di vedere come risponde l'assessore, come si muove il Ministero Oggi pomeriggio ho un contatto telefonico con i nostri parlamentari per chiedere che venga fatta anche in Parlamento un'interrogazione uguale. Allora ci aggiorni, che così noi naturalmente renderemo conto anche ai nostri telespettatori. Grazie a Jonathan Montanariello, allora, e la linea può tornare allo studio. Grazie davvero Filippo Fois, Sandro Ponchio, il consigliere regionale Jonathan Montanariello. Rimaniamo a Chioggia per la cronaca, perché la Capitaneria di Porto ha fermato nel porto una nave mercantile battente bandiera delle isole Cook per gravi carenze tecniche. L'ispezione ha riguardato la sicurezza della navigazione, la prevenzione dell'inquinamento, le condizioni di vita e lavoro dell'equipaggio. Gli accertamenti hanno evidenziato irregolarità specifiche anche nella gestione delle emergenze a bordo. Per questo l'autorità marittima ha disposto la detenzione della nave, che resterà ferma fino alla completa risoluzione delle criticità riscontrate e alla successiva verifica ufficiale. Occupiamoci ora della strage del bus di Mestre, risarcite con 7 milioni di indennizzo 11 famiglie. 11 persone, tra familiari delle vittime e feriti, sono state risarcite per un totale di 7 milioni di euro per l'incidente del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre nell'ottobre del 2023, tragedia in cui morirono 22 persone. A renderlo noto il gruppo OGS, che ha assistito 8 famiglie e 3 sopravvissuti dopo lo schianto. Per noi si chiude solo l'aspetto risarcitorio, racconta Natalia Lomachina, che nell'incidente ha perso la figlia di 10 anni e il suocero. La nostra vita si è fermata quel 3 ottobre 2023. Da quel giorno nulla ha più senso, dice. Sul fronte giudiziario, la Procura della Repubblica di Venezia ha chiuso a dicembre scorso le indagini nei confronti di 7 dirigenti comunali accusati a vario titolo di omicidio colposo, lesioni colpose stradali e crollo colposo. Resta dunque aperto il capitolo della responsabilità e della sicurezza, mentre per le famiglie il dolore non trova ancora giustizia. Ritorniamo nel Padovano, battenti chiusi per ben 60 giorni per la discoteca Storia di Santa Giustina in Colle. La decisione arriva dopo la violenta aggressione da parte di un gruppo di buttafuori. Chiusa per 60 giorni la discoteca Storia di Santa Giustina in Colle nell'Alta Padovana per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, decisa da parte del questore di Padova Marco Odorisio.
L'ultimo episodio domenica 1 febbraio, quando, da quanto rilevato dalle forze dell'ordine, la security del locale è intervenuta con calci e pugni contro un 19enne, procurandogli una frattura alla gamba. Questo è il terzo provvedimento di sospensione della licenza disposto dalla Questura euganea, il primo nel maggio del 2023, con 15 giorni di chiusura, mentre il 28 novembre del 2024 il locale veniva fermato per 45 giorni. Dopo i fatti del 1 febbraio e dopo un'indagine della squadra amministrativa, il questore ha decretato un'ulteriore chiusura dell'attività per 60 giorni. Sempre per la cronaca, braccialetto elettronico per un 47enne di Vedelago che si è introdotto nell'abitazione della sua ex utilizzando una copia delle chiavi fatte di nascosto. Aveva anche minacciato di diffondere video intimi della donna. Aveva di nascosto fatto una copia delle chiavi di casa della sua ex compagna. Con questo duplicato martedì pomeriggio si è introdotto nell'abitazione a Vedelago della cinquantenne, già vittima di maltrattamenti da parte dell'uomo 47 anni, denunciato per questo motivo appena il giorno prima. La donna in casa, in quel momento terrorizzata, ha chiamato un amico che a sua volta ha segnalato quanto stava accadendo ai carabinieri. Tempestivo l'intervento dei militari che si trovavano già nei pressi dell'abitazione, impegnati in un mirato servizio di vigilanza disposto a tutela della cinquantenne. L'uomo è stato bloccato prima che potesse avvicinarsi all'ex convivente ed è stato arrestato per violazione di domicilio e atti persecutori. I successivi accertamenti hanno portato alla luce come il 47enne prima di questo episodio avesse minacciato la vittima di diffondere sue foto intime. Per questo è stato anche denunciato per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Il suo telefono è stato posto sotto sequestro. Lui stesso ha infatti ammesso di conservare nel cellulare le immagini oggetto delle minacce. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Nel corso dell'udienza la misura è stata convalidata, applicato anche il braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento all'ex. In regia sempre Renato Capoi e Marco Gagliazzo. Ritorniamo a Ponzano per una storia che ha raccolto in mattinata sempre la nostra Francesca Bozza con Tommaso Migot, il farmacista del paese che grazie al defibrillatore pubblico ha salvato la vita alla barista colta da malore. Ma ci racconta per l'appunto tutto Francesca Bozza. Eccolo qui il defibrillatore, o meglio la scatola che fino a ieri all'ora di pranzo conteneva il defibrillatore. Questo l'apparecchio che è stato utilizzato da una farmacista che lavora qui nella farmacia San Francesco, siamo a Paderno di Ponzano, per rianimare una commerciante colta da malore. Tutto appunto accade intorno all'ora di pranzo. La donna ha 50 anni all'interno della sua attività quando il figlio si accorge che la madre è svenuta e priva di senso. A quel punto corre qui in farmacia, sa che c'è un defibrillatore, chiede aiuto anche proprio per la preparazione degli stessi farmacisti. A quel punto la dipendente della farmacia prende il defibrillatore, corre verso l'attività commerciale e inizia a rianimare la donna. Massaggio cardiaco e l'utilizzo del defibrillatore. Sono minuti concitati, ma che permettono di tenere in vita la donna, che viene poi chiaramente soccorsa dai sanitari del SUEM, che sono stati chiamati nel frattempo, e trasportata all'ospedale Caffoncello. Le sue condizioni rimangono ancora gravi, è ricoverata in terapia intensiva, ma questo strumento è stato in quei minuti davvero fondamentale. Strumento che, chiedo a Tommaso Migot di inquadrare anche la targa, è stato donato al comune, quindi a tutta la collettività di Ponzano, proprio dalla farmacia San Francesco. E allora qui con me ci sono il sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio, il titolare della farmacia Luca, che insomma, quanto è importante uno strumento del genere e quanto è importante anche la formazione del personale per utilizzare questa tipologia di defibrillatori. Al giorno d'oggi è fondamentale, secondo me, avere all'interno del comune e quindi a livello per la popolazione un apparecchio così importante per la salvaguardia della nostra vita. E la formazione è altresì importante, e noi come farmacia abbiamo i nostri ragazzi, le nostre farmaciste sono formate, ma è importante che anche il resto della popolazione venga informata
e sia formata su questo, per cui tutti i corsi che vengono fatti al lavoro eccetera sono fondamentali non soltanto nell'ambito lavorativo ma soprattutto nell'ambito comune della popolazione, per cui è importante la formazione perché possono veramente essere utili per salvare vite. Ecco, Sindaco, l'importanza, ce l'ha detto il dottor Martigallo, di questi strumenti, ma c'è un progetto perché gran parte della popolazione possa essere pronta ad utilizzare questi strumenti. Sì, certo, è un progetto che parte da lontano, questo l'amministrazione comunale ha incrociato la bontà e anche l'esigenza del territorio, la bontà attraverso le farmacie, soprattutto della farmacia di Paderno, che ha spinto l'amministrazione a mettere in rete anche le altre farmacie. Abbiamo un defibrillatore per frazione donato dalle farmacie e il comune, che ha anche una convenzione con la Croce Verde della Marca, che ha sede distaccata presso di noi, che svolge servizi di assistenza sanitaria per le attività culturali. In realtà abbiamo anche discusso e già programmato vari incontri sul territorio appunto per il corretto utilizzo del defibrillatore. Poi in quei momenti sicuramente il panico e la paura faranno probabilmente la loro parte, però se una persona è anche formata riesce anche nella criticità ad affrontare queste situazioni. È chiaro che con quello che è successo, innanzitutto ringrazio Luca Martigallo e altre 2 farmacie per queste donazioni. Faremo quanto prima questi interventi sul territorio, che prevedono anche interventi e corsi di primo soccorso che avevamo fatto già molto tempo fa e che è bene riprendere a fronte anche di questa situazione. Ora chiaramente il pensiero va alla commerciante, a cui auguriamo ogni bene, speriamo nel buon Dio che anche lui faccia la sua parte, visto che quello che potevamo fare grazie alla farmacista e alla farmacia è stato fatto. Ecco, farmacista che è ancora chiaramente provata per quella situazione e che la sua preparazione e il suo sangue freddo, dottor Martigallo, perché in quel momento anche quella componente è fondamentale. Principalmente sangue freddo, perché la preparazione è fondamentale, ma non è detto che in quel momento il sangue sia freddo. La nostra dottoressa è stata molto brava, ma al di là di quello che è successo io voglio ancora spingere un attimo sul fatto dell'importanza della formazione e sul fatto che i defibrillatori veramente sono importanti, ed è importante, sono felice che il comune di Ponzano, al di là che l'abbia donato come farmacia, ma che ce l'abbia, perché sono più tranquillo proprio per tutti gli abitanti del nostro comune. Grazie al dottor Luca Martigallo, titolare della farmacia di Paderno, grazie al sindaco Antonello Baseggio, e chiaramente ora si aspettano solo buone notizie dal Caffoncello. Una storia analoga ci porta a Padova, dove invece un tassista ha salvato di fatto la vita a un cliente, riconoscendo i sintomi di un infarto e portandolo in macchina al pronto soccorso. Per questo il tassista è stato premiato dal Comune di Padova. La prontezza, l'altruismo e la generosità degli di lode pubblico riconoscimento dimostrati nel prestare soccorso ad un passeggero del suo taxi colpito da valore. La città di Padova riconoscente, firmato da me dal sindaco Giuseppe. Grazie. Il Comune di Padova ha voluto ringraziare Gino Stellini, il tassista padovano che con prontezza e sangue freddo ha salvato la vita a un proprio cliente colto da un grave malore durante una corsa, deviando immediatamente verso il pronto soccorso cittadino. Appena partito già ansimava un po'. Arrivato al tetto dell'Hotel Cason, ho dolore al petto e mi sono fermato. Sono sceso, ho guardato dietro, aveva la mano sinistra sul petto già anchilosata e respirava a bocca aperta. Ho detto: voglio andare a Abano, no, ti porto al pronto soccorso di Padova perché c'è il centro coronarico, a Abano non c'è il centro coronarico, corso al pronto soccorso. Per lui una pergamena firmata dal sindaco e dal vice sindaco per sottolineare il valore civico del gesto di Gino Stellini. Un riconoscimento che diamo perché sia d'esempio, come lui dice, ho fatto solo il mio dovere, però lavorare con senso di responsabilità e soprattutto avere la capacità di alzare lo sguardo e accorgersi delle necessità delle persone che ci sono vicine è qualcosa che dobbiamo sottolineare affinché sia un esempio per tutti. Il 26 gennaio scorso il signor Stellini ha riconosciuto tempestivamente i sintomi di un malore, portando il suo cliente in ospedale. Dico grazie alla città, però tutti i tassisti, tutti dico, avremmo fatto quello che ho fatto io.
è una cosa che viene spontanea. Se vede uno che ha male, lo si deve aiutare. Con disarmante semplicità il tassista padovano ripete che è un gesto che avrebbero fatto tutti. Quello che lo lascia con l'amaro in bocca è che il suo cliente non si sia più fatto sentire. Più sentito non so niente. Io l'ho lasciato in mano degli infermieri del pronto soccorso e poi sono partito, ma di quel signore niente. E questo lascia davvero l'amaro in bocca. Ritorniamo alla cronaca con i carabinieri di Treviso che lo hanno fermato sul terraglio durante un controllo, trovandogli addosso e nell'auto un campionario di stupefacenti, 141 pasticche di anfetamina, 61 grammi di marijuana, 4 grammi e mezzo di cocaina e quasi 100 grammi di hashish, nonché materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di quasi 3.000 euro, guadagno evidentemente dello spaccio. Lui è un 32enne dominicano residente a Treviso che ha tentato di ingoiare la droga, bloccato dai militari che lo hanno poi arrestato. Blitz antidroga dei carabinieri invece nel Vicentino, dove è stato arrestato un pusher ventenne, anche lui trovato in possesso di diverse dosi e di stupefacente. Schio, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile arrestano in flagranza di reato un 23enne scledense ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nella zona del centro commerciale di Via Lago di Trasimeno. I militari hanno individuato il giovane e proceduto a una perquisizione personale, trovandolo in possesso di 6 grammi e mezzo di ecstasy e 0,2 di cocaina, oltre a 2.200 euro in contanti. Nella sua abitazione i carabinieri hanno poi trovato altri 0,48 grammi di cocaina. Lo smartphone del giovane è stato sequestrato e verrà analizzato per ricostruire la rete dei contatti e dei potenziali acquirenti. L'arresto è stato convalidato in tribunale a Vicenza, dove è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. C'è poi il fenomeno che riguarda tutti, non solo il Vicentino, ma restiamo nel Vicentino, quello delle truffe telefoniche. Facciamo il punto, ci sono nuovi casi, possiamo parlare di un vero e proprio boom. La stagione delle truffe, una dietro l'altra a ritmo serrato. La più famosa è quella della ballerina, di cui è stato vittima anche l'assessore di Vicenza, Leone Zilio. Il messaggio riguarda una sedicente gara di ballo. Se ti va, potresti dare un voto a Francesca? Peccato che cliccando su quel link si aprano le porte della rubrica telefonica ai malintenzionati. Ma su internet gira un'altra truffa. Ciao, potresti prestarmi 470 euro? Devo pagare urgentemente il dentista e ho problemi con la carta. Te li restituisco stasera. E ancora, SMS che invitano a contattare urgentemente un fantomatico CAF cliccando sul messaggio e invitando a chiamare un numero a pagamento. La CGIL di Vicenza, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini, invita tutti a ignorare la comunicazione. A Torre Belvicino, un ventenne del posto, intenzionato a comprare un'automobile su una piattaforma di e-commerce, ha denunciato che una volta versati più di 20.000 euro, i venditori avevano fatto perdere le proprie tracce. Per questo i carabinieri della stazione di Valli del Pasubio hanno denunciato per truffa in concorso 2 uomini residenti in Lombardia. A Schio, infine, un SMS con un finto allarme bancario viene inviato a un 76enne, seguito da una telefonata in cui un uomo si spaccia per un operatore bancario che induce la vittima a mettere in sicurezza i risparmi eseguendo un bonifico di 4.600 euro verso un conto indicato dal truffatore. I carabinieri hanno denunciato un ventenne per truffa e sostituzione di persona. Insomma, attenzione alle truffe, ne stanno girando tante e chiunque può diventare vittima. Quindi usate grande prudenza e se vi arrivano messaggi sospetti con cui vi chiedono soldi, diffidate e avvertite le forze dell'ordine. Un alert specifico arriva anche da Adiconsum del Veneziano, riguarda sempre la truffa di questa fantomatica ballerina. I truffatori possono impossessarsi dei profili e dei dati personali delle vittime. Sono tante, davvero tante le persone che in questi giorni, che in queste ore sono raggiunte da questi link, da questi messaggi, quindi l'appello è quello di fare ovviamente
assolutamente attenzione. Prima di andare in pubblicità vi mostro il Gazzettino.it, l'home page, che apre con la notizia che vi abbiamo dato in apertura di questa prima edizione, la morte di Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovic. È stato l'ultimo a sentirla al telefono la mattina in cui è scomparsa. Vi abbiamo proposto il servizio della nostra redazione di Trieste. Poi il Gazzettino riporta la notizia dell'incidente che si è registrato questa mattina in Pedemontana tra Povegliano e Montebelluna, con quell'auto divorata dalle fiamme, miracolati i 5 ragazzi a bordo, tutti giovanissimi, che sono usciti autonomamente dall'abitacolo. Una vera e propria strage sfiorata, così l'hanno definita anche i soccorritori. Ma noi abbiamo ancora tanto da raccontarvi, tanti collegamenti ancora aperti con tutto il nord-est. Un minuto di pubblicità e ci rivediamo. Di nuovo in diretta con le principali notizie dal nord-est. Ritorniamo nel Vicentino, dove il GIP non ha accolto l'archiviazione del brigadiere che in un conflitto a fuoco a Fara Vicentino uccise un marocchino di 28 anni, una vicenda giudiziaria che fa discutere. Un caso che fa discutere. L'inchiesta per legittima difesa a carico del carabiniere che sparò e uccise un marocchino in evidente stato di agitazione, che gridando "Allah è grande" aveva disarmato un collega e ferito gravemente un vigile urbano sparando all'impazzata, non va in archivio. Nuovo capitolo nell'indagine sulla tragica sparatoria del 24 aprile 2023 di Fara Vicentino, dove perse la vita il 28enne Soufiane Bougara e rimase ferito l'agente della polizia locale Alex Frusti, colpito dall'immigrato. Il PM Cristina Carunchio aveva chiesto l'archiviazione per il brigadiere dei carabinieri Stefano Marzari, ritenendo che avesse agito per eccesso colposo di legittima difesa, dopo che il giovane, in stato di forte agitazione, aveva rapinato l'arma all'autista della pattuglia del 112 e aveva esploso alcuni colpi ferendo Frusti. Ma il GIP Matteo Mantovani non ha accolto al momento la richiesta, perché ci sarebbero discordanze in alcune testimonianze. Nei giorni scorsi ha disposto ulteriori indagini, accogliendo l'opposizione presentata dall'avvocato Paolo Spagnolo per conto della famiglia del magrebino. Il GIP ha chiesto che vengano nuovamente sentiti l'agente Frusti e il secondo carabiniere presente sul luogo della sparatoria. Nel frattempo è deceduto l'altro vigile intervenuto quel giorno, Diego Castelli di Piovene. Resta ancora senza spiegazione lo stato di forte alterazione del 28enne magrebino. L'autopsia non aveva evidenziato tracce né di alcol né di droga. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza degli operatori in divisa, chiamati a intervenire in situazioni ad altissimo rischio, come appunto era quello in cui avvenne la tragedia. Ragazzi sul tetto della palestra a Ponte della Priula, siamo in comune di Susegana, nella Marca Trevigiana, scatta l'allarme, un gioco pericoloso, incontreremo loro e i genitori dicono dal comune. Era un gioco pericoloso. Era un gioco pericoloso, era una stupidaggine, ripeto, una bravata che non vorremmo si ripetesse per l'incomodità dei ragazzi che probabilmente non si rendono conto di quello che fanno, ma in un attimo potrebbero cambiare radicalmente la propria vita, in peggio. Infatti qual è stata la loro giustificazione di nell'immediato? Niente, un giro, una passeggiata sul tetto della palestra. Di fronte agli agenti della polizia locale hanno tentato di minimizzare, ma hanno rischiato parecchio i 4 ragazzi che sono saliti sulla copertura della palestra di Via Volta a Ponte della Priula, tutti minorenni che evidentemente non sapevano come impiegare il loro tempo. L'allerta è partita alle 16:30 nelle chat di controllo del vicinato.
dei ragazzini sul tetto della palestra. L'avviso appunto tempestivo, veloce, ci ha permesso di contattare la polizia locale, che in un attimo è arrivata ed è riuscita sostanzialmente ad identificare i ragazzi, adolescenti, minorenni, e niente, in vena di fare bravate che però sono assolutamente pericolose. I ragazzi si sono avventurati sul tetto dopo aver percorso le scale di sicurezza, che però sono interdette dall'esterno, anche perché in passato si erano registrati fatti analoghi con dei giovanissimi che avevano diffuso le loro gesta via social. E a questo punto come vi muoverete? Come comune è ipotizzabile una sanzione, una multa o che altro? No, personalmente non sono le sanzioni la cosa che ci interessano, ma sarebbe bello che giocando magari insieme alle famiglie si riuscisse a fare capire a questi ragazzi e ai loro amici che bravate del genere non devono assolutamente essere ripetute. Quindi immagino ci sarà un incontro privato con le famiglie, ipotizzabile da parte sua, da parte del sindaco? Sì, è ipotizzabile sicuramente un incontro con le famiglie. Il comune ha le porte sempre aperte per cercare di risolvere situazioni del genere, che sono semplicissime, basta un po' di collaborazione e un po' di buon senso. Blitz dei carabinieri in un istituto superiore di Gemona. Le forze dell'ordine, grazie all'impiego delle unità cinofile antidroga, hanno trovato ben nascoste diverse dosi di hashish. Hashish nello sciacquone del bagno della scuola. È la scoperta a cui sono giunte le forze dell'ordine grazie al lavoro del cane Zico, che ha fiutato la droga fino a trovarla nonostante fosse ben nascosta. Le dosi erano sistemate infatti all'interno di un pacchetto di sigarette inserito appunto nello sciacquone. Il blitz è scattato giovedì mattina 12 febbraio all'Istituto Tecnico e Professionale d'Aronco di Gemona. I carabinieri della compagnia di Tolmezzo con i militari del nucleo cinofili di Torreglia e la collaborazione della polizia locale hanno ispezionato in lungo e in largo l'istituto, facendo uscire gli alunni. Un'operazione che il dirigente scolastico ha apprezzato. Allora, il mio commento non può che essere estremamente positivo, perché avere nella propria scuola le forze dell'ordine è sicuramente un indice di presenza dello Stato attraverso queste forze dell'ordine nel territorio e quindi nella mia istituzione scolastica. È stata un'attività anche di deterrenza sicuramente, ma la voglio anche soprattutto vedere come un'azione di sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi fra i 14 e i 18 anni, proprio perché insomma possono capire la pericolosità e il rischio a cui possono andare incontro con l'utilizzo delle droghe. Dopo i controlli all'interno della scuola, i carabinieri si sono spostati in un esercizio pubblico nelle vicinanze che spesso rappresenta un luogo di ritrovo per studenti. Nel locale è stato individuato un 41enne extracomunitario in possesso di uno spinello e alcune dosi di hashish. Tutte le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e l'uomo segnalato all'autorità giudiziaria. Per la scuola i fatti accaduti sono uno stimolo a continuare nelle aule la sensibilizzazione tra i ragazzi contro l'uso di droghe. Facciamo diversi incontri con le diverse armi delle forze dell'ordine e sicuramente questo sarà un ulteriore spunto di riflessione in più per tornare su questi argomenti. Da Gemona a San Vito alla Torre, restiamo in provincia di Udine, dove un vecchio casolare abbandonato da decenni è parzialmente crollato nel tardo pomeriggio di ieri in via Roma. Il problema è che poco prima era passata proprio lì davanti la sfilata di carnevale dei bambini. Ci racconta tutto Omar Costantini. Sì, eccoci qua, siamo a San Vito al Torre in via Roma, dove intorno alle 18 di ieri, durante le prime fasi del nubifragio, è venuto questo crollo. Come potete anche vedere dalle immagini che abbiamo registrato pochi minuti fa. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la protezione civile comunale, per rimuovere i calcinacci e soprattutto chiudere immediatamente la sede stradale. Strada che è chiusa, è interdetta al traffico, un centinaio di metri. Via Roma è la via principale, l'arteria principale che porta poi verso la sede municipale e la piazza. Per fortuna, dobbiamo dire subito, nessuna persona è rimasta coinvolta durante il crollo. Si tratta di un casolare tipico del Friuli contadino rurale, abbandonato da tempo, che causa le intemperie meteorologiche e giocoforza insomma ha iniziato a collassare su se stesso. Chiaramente, ripetiamo, la strada è chiusa al traffico,
frigorifero. Ci sarà da capire poi i tempi tecnici della sua riapertura. Pochi minuti fa abbiamo raccolto la testimonianza diretta del sindaco di San Vito al Torre, Gabriele Zanin. Allora io lancio la sua intervista e poi passo la linea allo studio. Intorno alle 18 ieri c'è stato questo crollo, però mi stava raccontando, sindaco, fuori camera, come ci dice il gergo tecnico, che pochi istanti prima, possiamo dire, era passato anche il corteo dei bambini per la festa di Carnevale, no? Sì, in realtà qualche ora prima è passato un corteo di bambini delle nostre scuole dell'infanzia e della scuola primaria proprio su questa strada, vestiti di maschera, perché tradizionalmente sappiamo che il periodo è quello giusto. E in realtà il crollo è avvenuto verso le 16, 15:30, 16. Per fortuna in quel momento non passavano veicoli né pedoni. E in realtà non si tratta proprio di un crollo vero e proprio, ma di un cedimento, come si può vedere alle mie... cronaca mi permetta, quanto tempo che questa casa è disabitata? Beh, questa casa è disabitata a mia memoria da sempre, quindi da più di 60 anni sicuro. Il problema è un problema reale, ma questo, insomma, credo che tutte le istituzioni lo sappiano, quello degli edifici dismessi, degli edifici disabitati, degli edifici vecchi che rischiano il crollo nei centri storici dei nostri piccoli paesi. E bisognerà trovare delle soluzioni in qualche modo e soprattutto fare degli appelli alle proprietà che ogni tanto verifichino lo stato di sicurezza delle loro proprietà, dei loro edifici. Ecco, possiamo dire che siamo andati proprio vicini, no? Adesso per fortuna tutto è finito bene, quello che finisce bene, però siamo andati veramente per un pelo, no? Possa raccontare una tragedia. Direi proprio di sì. Per fortuna il crollo non è stato definitivo e questo ha fatto in modo di evitare possibili tragedie e per fortuna, come ho già detto prima, nel momento in cui si è verificato il cedimento non c'era passaggio né di veicoli né di pedoni. Ecco, chiaramente l'arteria, questo tratto rimarrà chiuso fino a quando sarà tutto messo in sicurezza. Allora sì, ovviamente, anche perché come si può vedere il rischio è veramente reale. Ho sentito la proprietà proprio qualche minuto fa al telefono e pare che ci sia la possibilità che proprio lunedì arrivi una ditta specializzata a mettere in sicurezza la zona, quindi spero di riaprire la strada da martedì in poi, ecco. Dall'ospedale di Treviso, dopo le foto sui social, il primo messaggio video di Lindsey Vonn dopo l'infortunio alle Olimpiadi, insomma l'infortunio shock di domenica scorsa a Cortina durante la discesa femminile. Lindsey Vonn che ha rinnovato il suo grazie proprio in questo video, la vedete, il suo grazie all'amore dei fan e ai medici del Cafoncello che la stanno curando. La vostra vicinanza mi sta aiutando moltissimo, questo il video della campionessa statunitense, una vera e propria leggenda. Tra l'altro proprio oggi è previsto un nuovo intervento chirurgico, quindi proprio in queste ore il Cafoncello dovrebbe esserci questo nuovo intervento chirurgico su Lindsey Vonn e ha fatto un po' il giro del mondo l'intervista che mi pare fosse stata rilasciata anche a Eurosport di Stefano Zanarella, primario del reparto di ortopedia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, che ha detto: abbiamo gestito una situazione clinicamente delicata e ha descritto Lindsey Vonn come una paziente esemplare. Trasporto pubblico e diritto allo studio. A Vicenza il servizio sempre più contestato da genitori e studenti, non solo per la decisione di adottare la settimana corta. Un comitato spontaneo annuncia una manifestazione in città. Sul posto per noi Daniele Garbin e Alberto Pivetta per la parte tecnica.
Stazione SVT a Vicenza, siamo qui perché è stata organizzata una conferenza stampa del comitato promotore di una petizione proprio per i problemi che via via negli ultimi mesi si stanno così peggiorando, stanno danneggiando il servizio, dicono i promotori, del servizio pubblico del trasporto pubblico vicentino. Una serie di problemi che si stanno insomma sommando. Il primo fra tutti era la contestazione della settimana corta. Come Raffaele Colombara, consigliere comunale e insegnante, ecco, uno dei promotori dell'iniziativa, ecco, una mobilitazione perché? Sì, i temi sono quelli che purtroppo queste settimane hanno messo in rilievo, e cioè tanti disservizi ai trasporti scolastici e agli studenti, ragazzi lasciati per strada, corse che sono strapiene o in ritardo, la questione della sicurezza, purtroppo insomma tutta una serie di cose che al di là degli episodi gravi che sono successi mettono in evidenza un servizio di trasporto pubblico che non sta funzionando. Allora noi insieme ai genitori che spontaneamente si sono trovati abbiamo dato vita a una petizione che è ancora online e che si può ancora firmare. Abbiamo detto bene, è il momento anche di parlare e chiedere un'interlocuzione diretta con chi ha la responsabilità, e quindi il 28 di febbraio ci troveremo tutti quanti qui, chiediamo la partecipazione a tutti i genitori, gli studenti, anche i docenti, per affermare che il servizio pubblico deve essere a servizio di chi va a scuola, di chi lo usufruisce, e non deve essere invece un'azienda che decide chi e come deve muoversi nella città. Non funziona così. Sentiamo anche una mamma che rappresenta del comitato, lei è testimoniato, è mamma di due bambini, ecco la situazione dal suo punto di vista. Allora, la situazione dal mio punto di vista è che non trovo corretto che appunto un'azienda di trasporto pubblico sia andata a imporre il proprio orario di lavoro nelle scuole che sono pubbliche, e dovrebbe essere a servizio degli studenti che invece si trovano a dover fare i conti con una settimana compressa, con giorni anche di 8 e 9 ore. Questo toglie poi a loro la possibilità di dedicarsi allo sport e al loro tempo libero, e quindi avrà delle ripercussioni anche sull'aspetto emotivo dei ragazzi. Allora ricordiamo che la petizione nel giro di 2 settimane ha già quasi raggiunto la soglia di 2000 firme. Ecco, voi vi chiedete adesso, rilanciate sull'escalation con una manifestazione perché chiedete un incontro in prefettura. Sì, noi richiediamo appunto insieme a tutti i genitori e agli studenti di incontrare innanzitutto la provincia, il comune e la prefettura per presentare tutti questi problemi, per chiedere che non ci siano tagli ma che invece ci sia un investimento su quello che deve essere un servizio per i cittadini e per gli studenti naturalmente. Come vedete, un sabato ricco di fatti, di cronaca, di proteste in tutto il nord-est, ma adesso abbassiamo un po' i toni e occupiamoci delle iniziative, delle tante iniziative che ci sono sul territorio. Una in particolare che fra qualche giorno inizierà, perché aprirà i battenti a Santa Lucia di Piave, alla fiera, nella zona fiere di Santa Lucia di Piave, la fiera dedicata al benessere e al bio, un appuntamento che è diventato tradizionale perché sono 2 appuntamenti nel corso dell'anno, uno all'inizio appunto dell'anno, l'altro solitamente in autunno. La vedo collegata, la saluto e la ringrazio, Silvia Bernasconi, che è un po' la dea ex machina, la possiamo definire così, Bernasconi, di questo evento molto atteso tra tutti gli appassionati di benessere, di bio, di green, che come sappiamo non è più una moda, se di moda potevamo parlare, ma è ormai uno stile di vita vero e proprio. Buongiorno Bernasconi. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. È un piacere rivedervi. È un piacere mio, Bernasconi. Diciamo che noi teniamo sempre a battesimo questa fiera, portiamo bene. Decisamente. Ecco, perché è un evento che è cresciuto negli anni. Quando inizia questa nuova edizione? Che edizione è? Che cosa ci sarà? Insomma, ci spieghi un po'. Per noi è già la 9ª, inizierà il 21 e il 22 di febbraio, dalle 10 in poi fino alle 20 del sabato, oppure alle 19 di domenica. E ci sono tante novità, nel senso che abbiamo ampliato anche gli spazi e le idee, abbiamo deciso di dare un occhio di riguardo ancora di più al discorso del vegano,
quindi abbiamo pensato di avere degli espositori soprattutto per il food esclusivi sul vegano, che non solo porteranno appunto il mangiare, ma terranno anche dei talk, dei laboratori, perché faranno da mangiare sia in base anche alla stagionalità che appunto a questo stile di vita. Abbiamo deciso di ospitare anche Acqua Alta Teatro, che terrà degli show itineranti a partire da sabato pomeriggio, che aiuteranno un po' il pubblico a divertirsi, anche oltre a poter guardare tutti gli espositori e fare acquisti, avere anche un po' di una bellezza d'occhio, ecco, di interesse. E poi quest'anno abbiamo implementato ulteriormente i convegni, ne abbiamo oltre 10 di tutti i tipi, si va dalla spiritualità al food, alle ricette vegane, alla nutrizione, l'iridologia, quindi dalla spiritualità al cibo. Senta Bernasconi, è una fiera olistica, perché insomma vi occupate un po' di tutto a 360 gradi, non solo stand ma anche convegni, esperienze, c'è veramente di tutto, ci sono diversi approcci. Sì, perché è tutto intorno a noi, cioè noi stiamo aumentando e aprendo di più lo sguardo, perché è uno stile di vita che stiamo abbracciando in sempre più persone e che comunque è oggettivamente corretto, nel senso che l'ecosostenibilità è un concetto ormai assodato che va implementato e costruito sempre di più, quindi la fiera aiuta sia su questo punto di vista, però deve essere anche un contenitore di idee che promuove anche la bellezza in generale, cioè uno viene anche, si rilassa, guarda delle cose, ottiene spunti nuovi, fa acquisti intelligenti, ecosostenibili appunto, che fanno bene. È una fiera aperta a tutti, non solo agli appassionati, ma anche a chi vuole avvicinarsi a questo mondo, magari senza pregiudizi, o anche per chi ha dei pregiudizi e vuole magari toccare con mano. Sì, anche perché non è che non c'è niente di obbligato, però le faccio un esempio. Uno ha un'irritazione agli occhi quando usa il make-up. Abbiamo degli espositori che hanno una filiera zero vegana che magari può aiutare a eliminare questo problema. Non significa per forza diventare vegani, però un occhio, strizzare l'occhio male non fa. Io vorrei dire ai telespettatori che sui social voi siete molto presenti, qui c'è la vostra pagina Facebook, ci sono diversi post, entrate nel merito della fiera. Le chiedo, tra tutte le iniziative di quest'anno, qual è quella che la rende più fiera, più orgogliosa? Questa collaborazione con gli artisti itineranti, perché si dà un'espressività a quello che gli stand hanno. Abbiamo scelto di sviluppare dei personaggi che riguardassero la natura, poi vabbè, chi verrà vedrà, e avremo anche dei folletti del bosco, cioè tutti i temi che riguardano la natura o la diversità fra di noi, ecco, anche che è un altro concetto che vorremmo abbracciare anche nelle future edizioni. E ci sono iniziative anche per i più piccoli? Per i più piccoli ci sono sempre loro, e poi ci sono dei convegni che sono adatti anche a loro, nel senso che sono divertenti, si può cucinare anche insieme, sempre con il discorso appunto del prodotto stagionale e della sostenibilità dei prodotti. Senta Bernasconi, io adesso ho un minuto di pubblicità, poi con lei vorrei fare un esperimento, no? Oggi è San Valentino, quindi diamo qualche suggerimento per trascorrere un San Valentino bio, ma appunto un minuto di pubblicità, poi ritorniamo con Silvia Bernasconi. A fra poco. Di nuovo in diretta, torno subito da Silvia Bernasconi. Silvia Bernasconi, che è l'organizzatrice della Fiera Benessere e Bio, che aprirà i battenti il 21 febbraio a Santa Lucia di Piave, un appuntamento che è diventato tradizionale, consolidato, migliaia i visitatori. Abbiamo parlato, insomma, abbiamo fatto alcune anticipazioni Bernasconi, però oggi è San Valentino, è una festa molto sentita, per qualcuno è commerciale, per qualcun altro è una festa romantica, però insomma decliniamo in chiave bio questa festività, questa festa degli innamorati. Ha qualche suggerimento, che ne so, una ricetta, un prodotto?
Beh, abbiamo, se vogliamo proprio essere alternativi, abbiamo i fiori dei frutti, cioè i germogli anche. Potrebbe essere un regalo alternativo e sicuramente che in primavera può dare i suoi frutti. Eppure abbiamo anche la scelta di prodotti alimentari sempre all'interno della fiera, make-up, cosmesi, sia per uomo che per donna per esempio. Potrebbe essere un'idea regalo divertente e sicuramente interessante. Oppure, per quanto riguarda tutto il discorso olistico, anche regalare un massaggio, perché no? Un trattamento olistico. Quindi insomma ci sono tanti modi, si possono regalare esperienze bio, prodotti bio e magari c'è qualche ricetta che vi viene in mente, sì, frutta, ma qualcosa in particolare. So che voi vi eravate occupati, mi apro un file, in passato anche avevate organizzato un convegno anche sui cibi afrodisiaci o qualcosa del genere. Sì, no, non erano cibi, erano stili di vita e mettere in comunicazione alcuni aspetti della propria spiritualità rivolti anche a quello, che anche quest'anno questo relatore ci sarà, affronterà il karma, se non mi sbaglio, sì, ne farà 2 la domenica mattina che sono già abbastanza gettonati, proprio perché tratta l'amore nella sua spiritualità. Quindi diciamo che tutte le dimensioni dell'essere umano vengono considerate. Beh sì, per la fisica non si può. Non potrebbe essere altrimenti, insomma, da una fiera dedicata al benessere e al bio. Resti con me, Bernasconi, perché adesso le mostro che cosa accadrà questa sera in tanti ristoranti della marca trevigiana, perché comunque San Valentino continua a essere una festa molto sentita e tanti locali stanno già registrando il sold out. È un'iniziativa che abbiamo riscontrato riguarda tutto il periodo, quasi una settimana di innamoramento legato al prodotto, dedicata all'accoglienza dei clienti, dedicata anche alla progettualità. Quindi riscontriamo sia un prodotto che viene molto meglio comunicato e molto anche differenziato sui vari, diciamo, livelli di target. C'è bisogno di amore, di passeggiate mano nella mano, di sguardi teneri tra i vicoli della città o sulle colline della provincia, di cene a lume di candela. Lo sanno i ristoratori che hanno cominciato a lanciare le iniziative per San Valentino già una settimana fa, riuscendo a registrare un tutto esaurito frutto di un lavoro collettivo di comunicazione e intraprendenza. E la bellezza dei paesaggi o degli scorci romantici della città aiutano a far girare l'economia. Sicuramente sull'acqua le iniziative, insomma, anche che hanno sempre contraddistinto in questa decoratività e questi scorci romantici, i nostri porticati, i nostri canaletti, i nostri mobili sono preziosi e queste decorazioni continue un po' su tutta la città sicuramente accolgono. Anche quest'ultima iniziativa, devo dire, legata all'attraversamento con la barca a partire da Ponte Dante, devo dire che è stata un'idea geniale che stimola anche la collaborazione di tutti noi all'insegna di cercare qualcosa, un contenuto che incontra il cliente. Menù a tema accompagnati da esperienze turistiche con un'offerta variegata per tutti i gusti, i generi, le età e anche le tasche. Una proposta molto apprezzata per tornare a vivere in modo più spensierato e sereno, esprimendo con il linguaggio dell'amore il bisogno di nuova pace e di armonia. Forse ci fa anche capire che oggi è veramente importante comunicare in forma anche organica, quindi diciamo collaborare sicuramente all'insegna di indirizzare meglio e posizionare meglio tutti i nostri servizi. Amore, benessere, ma anche longevità, tutto è collegato, Bernasconi. Uno stile corretto di vita dove tutte le dimensioni sono in equilibrio porta a una vita più sana e longeva. Diciamo una banalità, ma è meglio ribadirlo questo concetto. Beh, la dieta mediterranea si fonda su questo, cioè l'uso cioè il fatto di mangiare sano inevitabilmente, cioè è quello che noi inseriamo dentro di noi,
Se noi inseriamo all'interno del nostro corpo cibo non sano o comunque intaccato da pesticidi o altri alimenti, certo non fa bene, ce lo stiamo mettendo addosso questa cosa. Più il cibo è sano, con filiera zero, chilometro zero e variegato, stagionale soprattutto, e meglio è. E sicuramente hanno vissuto una vita sana, a proposito di amore e longevità, Angelo Scantamburlo e la moglie Luigina Casarin, che festeggiano a Campo San Piero ben 70 anni di matrimonio. Adesso li vediamo. L'amore lunga 70 anni è quella di Luigina Casarin, splendida novantenne, e di Angelo Scantamburlo, 94 anni a maggio. Un fine settimana specialissimo per loro, che si unirono in matrimonio il 13 febbraio 1956 e che nei giorni di San Valentino festeggiano l'eccezionale traguardo delle nozze di titanio. Accanto a loro hanno voluto esserci anche Katia Maccarrone, sindaca di Campo San Piero, e l'assessora Moria Simeonato, per portare il grazie e le felicitazioni dell'amministrazione comunale. Agricoltore e allevatore, Angelo Scantamburlo lavora ancora nella stalla, tanto che nel 2024 la Camera di Commercio lo ha premiato come imprenditore agricolo più longevo ancora in attività. Anche Luigina è operativa nel suo regno, la casa. Dalla loro unione sono nati 3 figli, Diana, Vasco e Daniele. Domani una grande festa che partirà con la messa. Accanto agli sposi, Angelo e Luigina, i figli, i nipoti, 4 pronipoti e quanti li hanno visti camminare insieme, fianco a fianco, continuando a rinnovare la promessa d'amore stretta 70 anni fa. Allora, Silvia Bernasconi, abbiamo un minuto alla chiusura, le chiedo un invito rivolto ai nostri telespettatori. Beh, noi vi aspettiamo sempre il 21 e il 22 febbraio dalle 10 in poi del mattino, e con tante novità, tanto divertimento, e poi insomma siamo qui apposta, vengono da tutta Italia apposta per voi come voi per loro, e non vediamo l'ora di aprire e di regalarvi questa fiera fresca e ricca di novità. Quindi ribadiamo, fiera benessere bio a Santa Lucia di Piave a partire dal 21 febbraio e per tutto il weekend. Grazie davvero Silvia Bernasconi, noi ci aggiorniamo come sempre. Grazie a voi e buon San Valentino a tutti. Buon San Valentino davvero a lei e a tutti i nostri telespettatori che rimangono sulla nostra emittente, rimangono su Antenna 3, perché subito dopo la sigla c'è il meteo, Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, la rubrica agricoltura con Lucio Zanato, poi alle 16.06 il film 3 tigri contro 3 tigri. Renato Capoia ce l'ho fatta, era una scommessa che abbiamo fatto poco fa, un film celeberrimo del 1977 per la regia di Sergio Corbucci con Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Enrico Montessano e Dalila di Lazzaro, quindi dovete rimanere per forza su Antenna 3. Noi rientriamo alle 18.25 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, alle 19 Venezia, 19.30 Treviso con Belluno. Grazie alla regia di Renato Capoia e Marco Gagliazzo, buon proseguimento di giornata.